10ª edizione del Gran Fondo di Ciclismo, siamo con l'organizzatore e con i 3 sindaci dei comuni che saranno appunto interessati a questa manifestazione. Sindaco, cosa si aspetta da questo giro e soprattutto che importanza ha dal punto di vista marketing territoriale? Beh, è importantissimo, 1200 ciclisti che arrivano nel nostro territorio, lo conoscono e magari ci passano, magari concentrati sulla pedalata più che sul paesaggio, però è importantissimo perché è un'opportunità che dobbiamo cogliere e da 10 anni, ripeto, da 10 anni abbiamo il piacere di avere nelle nostre strade questa grandissima opportunità di crescita indubbiamente del nostro territorio. Ecco, 1200 iscritti, quindi è una cosa importante, ci saranno poi anche problemi sicuramente anche di viabilità, altro, preoccupati naturalmente i 2 sindaci, sia i 3 sindaci, Adria, Corbolo e Ariano. Comunque cosa rappresenta secondo lei un giro di questo tipo di dilettanti che comunque in ogni caso fanno 40 km all'ora, quindi sono quasi professionisti? Sì, diciamo che non sono professionisti perché non lo fanno tutti i giorni per mestiere, ma sono appassionati di ciclismo che dedicano tante ore nella settimana ad allenarsi e prepararsi e quindi sono veramente molto molto veloci. Questa prova oltretutto, essendo tutti in pianura, è particolarmente veloce rispetto ad altre gran fondo che presentano dislivelli più importanti. A inizio stagione perché comunque essendo in pianura può essere anche un banco di prova per vedere il proprio punto di allenamento, a che livello è per poi tutta la stagione delle Gran Fondo che inizia appunto con questa Gran Fondo. Ed è per questo che viene molto apprezzata e sempre di più sono i ciclisti che vengono a farla. Oltretutto abbiamo avuto appunto la conferma anche di ex professionisti che ci tengono a venire e quindi saranno pronti e daranno davvero battaglia per poi arrivare primi al traguardo. E quando i suoi cittadini reclameranno per la viabilità, Sindaco? Regaleremo a tutti una bicicletta.